Buongiorno, buon inizio settimana, buon fine vacanze, spero che siano state serene per quanti più possibili persone possibili, visto che insomma il periodo non è proprio felicissimo. Allora, questa mattina mi ispira molto un articolo del Gazzettino scritto dall'amico Roberto Perini, giornalista Roberto Perini, il titolo Trasferimento del mercato, la scelta è non decidere. Un titolo azzeccatissimo, si parla del mercato ittico all'ingrosso che si continua a parlare, ma in realtà un'opera pubblica, prima che venga realizzata, tra una cosa e l'altra, non bastano 10 anni. Quindi se si continuano a decidere, questo trasferimento non ci sarà mai praticamente. Detto questo, mi preme anche precisare alcune cose, ma assolutamente non per contestare l'amico Roberto Perini, ci mancherebbe, però alcune piccole precisazioni. Innanzitutto, nell'articolo cita dà la colpa o la responsabilità o la decisione al governo Draghi quello di bloccare l'impianto. Non è stato il governo Draghi, bensì è stato il precedente governo pentastellato, a guida pentastellata. Detta tra di noi, non mi stancherò mai di dirlo, è stato un disastro. Noi avremo un impianto funzionante, 30 famiglie che lavorano, invece grazie al terrorismo di Roberto Rossi, che ho dato un anno in consiglio comunale, è stato bloccato tutto. Chiusa questa parentesi, un altro aspetto che parla appunto nell'articolo, parla che la società aveva investito ben 20 milioni di euro, non sono stati 20 milioni di euro, la società ha sempre detto che sono quasi 40 milioni di euro, e la contestazione che c'è a livello di Consiglio di Stato, facciamo un passo indietro, il TAR aveva respinto le richieste di incostituzionalità della legge che aveva chiuso l'impianto, ma e la società ha fatto ricorso, sì, ma ha fatto ricorso sulla parte dell'indennizzo. Sarebbe da aprire una parentesi e raccontare bene tutti i vari passaggi, ma ci metteremo troppo tempo. Quindi la società, quando nel dispositivo di legge del Tribunale del TAR veneziano ha chiarito, proprio, c'è scritto in maniera proprio inequivocabile che l'indennizzo va per il fatto che l'impianto non viene costruito, mentre per quanto riguarda lo smantellamento non se ne parla, cioè non è a carico non è né a carico della società e non è previsto in quel dispositivo in pratica. Inoltre, sempre in quel dispositivo specifica che loro, se vogliono continuare a operare con il gasolio, possono farlo domani mattina tranquillamente. Quindi se domani mattina ci va un operatore e dice dammi l'impianto per vendere il gasolio ai pescherecci o qualcun altro, possono farlo tranquillamente e nessuno glielo impedisce. Detti tutti questi vari passaggi, siccome sentiamo spesso sia anche l'amministrazione, il sindaco, con tutto rispetto al Paolo, ma anche delle minoranze che tanti parlano Punta Colombi, spostiamo a Punta Colombi, ma guardate che a oggi nessuno è andato a parlare con quelli della Socores per ragionare su questa cosa, perché questi che adesso sono incartati con questo impianto e per smantellarlo ci vogliono milioni di euro, magari sono anche disponibili a ragionarci sopra per questa cosa, perché voglio dire, se non ce ne parli magari è una cosa impossibile da realizzare per tutta una serie di motivi, ma magari è possibile. Ecco, quindi mi permetto quindi di dire che questa soluzione del Punta Colombi, finché non viene affrontata, ecco, tra l'altro, prima di essere affrontata diciamo in maniera teorica su questa cosa di spostare il mercato ittico nel grosso, sarebbe anche da stabilire chi si accolla i costi dello smantellamento dell'impianto, che sono milioni di euro. Ecco, finché non ci sono questi passaggi, dire lo spostiamo a Punta Colombi fa proprio, scusate, da ridere, perché, ripeto, a oggi, se qualcuno vuole smentirmi, sentiamo, a oggi nessuno ha parlato con la Socogas per questa possibilità. I giardini che si trovano a Borgo San Giovanni e che erano in gestione di un bar che appartengono alla città metropolitana di Venezia sono aperti al pubblico. Si può accedere e a quanto pare al loro interno si possono organizzare festine anche fuori controllo e capodanno alternativi. Potrebbero risalire all'ultimo capodanno i cocci di bottiglie di spumante che si trovano sull'erba e sopra le giostrine, su quelle rimaste intatte. Su quella che è stata smantellata non sappiamo cosa sia stato lanciato o rotto, sicuramente quella che ha avuto la peggio è stata proprio la giostrina.
carina. Su quella che è rimasta intatta, state attenti a portare i vostri bambini in quanto ci sono vetri ovunque, sparsi su tutta la giostra. Se la festa fosse risalita all'ultimo dell'anno e le bottiglie di spumante sparse e i loro cocci lo fanno pensare, è già passata più di una settimana senza che nessuno abbia provveduto a togliere se non altro ciò che può essere pericoloso per l'utenza che riempie i parchetti per i bambini appunto, e gli animali che vengono portati qui a sgambare. Il fatto non è comunque quando siano o non siano passati a pulire l'ultima volta, il problema è che esiste una categoria di persone denominata incivili, la quale indipendentemente dalla fascia a cui appartiene è in grado di distruggere il bene di tutti, pagato di tutti, senza rendersi conto che il loro atteggiamento distruttivo non porta da nessuna parte. Noia e stupidità sono le caratteristiche che accomunano questa categoria di persone che non sanno creare qualcosa di buono ma solo distruggere. C'è chi col favore del buio è stato visto entrare anche col motorino dall'ingresso lasciato aperto per l'utilizzo della vicina palestra. Dell'idiozia di qualcuno ne ha risentito anche la controsoffittatura della veranda del bar che la città metropolitana sta cercando di dare in gestione per una cifra ridicola, in modo che i gestori possano lavorare avendo degli utili e provvedendo col farsi carico della parte verde, togliendola dal degrado in cui si sta affossando. Si parla di videocamere, di fototrappole, di sistemi per il controllo da remoto di alcune aree che vengono svilite con periodicità, ma per il momento chiunque abbia reso il giardino un luogo dove chi va rischia di farsi male a causa dei vetri rotti, resta impunito. Buffett, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Buffett. Buffett, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Sei interessato alle discipline elettriche, elettroniche, alla produzione e progettazione di impianti elettrici, all'automazione, alla robotica industriale e all'impiantistica civile? L'Istituto di Istruzione Superiore Veronesi Marconi presso la sede di Cavarzere presenta l'innovativo e stimolante corso professionale Made in Italy, che propone laboratorio già dal primo anno, stage in azienda dal secondo, approfondendo i temi degli impianti elettrici industriali e robotica, impianti elettrici civili e domotica con la produzione di schede elettroniche. Le alte temperature di quest'inverno, che sembra dover ancora iniziare, hanno avuto conseguenze nella produzione orticola locale, come era prevedibile. Un anticipo nel raccolto del radicchio si è avuto a livello nazionale intasando l'offerta. Ciò ha causato un importante calo del prezzo pagato alle aziende agricole, le quali si ritrovano a subire come tutti un'inflazione alle stelle, continui aumenti dei costi aziendali e inoltre un calo nei consumi dei prodotti della terra. Le aziende agricole vedono quindi continuare un periodo negativo. Bisogna dire però a favore del nostro prodotto di punta, radicchio rosso e IGP di Chioggia, che nonostante le temperature abbiano conseguenze sullo sviluppo delle piante, la qualità del nostro principe rosso non ne ha risentito. La qualità del radicchio, come afferma Giuseppe Boscolo Palo, amministratore di Chioggia Orto Mercato, non è mai stata messa in discussione. Ibis sacri, un pericolo per la biodiversità. Una numerosa colonia di ibis sacri sembra essere diventata stanziale anche nel territorio del comune di Chioggia. È infatti possibile vederli praticamente tutti i giorni, che si alternano tra la zona centrale della rotonda di Vallario e altri siti della laguna sud. Gli avvistamenti di colonie sempre più numerose destano sempre più preoccupazioni negli ornitologhi, in quanto è ormai dimostrato che creano impatti notevoli sulla biodiversità delle aree invase. Nelle aree di origine predilige ambienti umidi dove l'acqua e fango abbondano. Queste zone sono fondamentali per la loro sopravvivenza, dove trovano infatti cibo in abbondanza, in particolare insetti, pesci, anfibi, crostacei e molluschi, anche se non disdegna semi, piccoli mammiferi, uova, lucertole e persino carogne. Insomma, un animale estremamente abile nell'adattare la propria dieta alle offerte alimentari dell'ambiente in cui vive.
Allora, siamo alla Camera, Pescheria della Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Uno studio ha rivelato un'immagine preoccupante del Veneto, a dire della consigliera regionale Baldin, per quanto riguarda la spesa pubblica impiegata per il sociale, gli asili nido e l'istruzione, che pone il Veneto a competere non con le fruttuose regioni del nord, esempio per l'Italia, ma tra i fanalini di coda. Su 20 regioni il Veneto è 18° per gli investimenti nell'istruzione e nella formazione. In Veneto eccellenze sono affiancate a situazioni pesanti. Secondo Baldin, l'autonomia regionale non garantirebbe che gli stanziamenti vengano spesi in maniera diversa, ma è la visione politica che sta portando alla privatizzazione dei servizi e alla loro rarefazione nel territorio a fare del Veneto una tra le ultime regioni virtuose della classifica. Erika Baldin ricorda i 140.000 euro di fondo sociale aggiuntivo ottenuto dalle opposizioni lo scorso dicembre grazie ai propri emendamenti presentati al bilancio regionale. Soprattutto i fondi destinati all'autismo coprono un'esigenza crescente della popolazione verso un tema considerato finora marginale rispetto alla sua reale incidenza nella società, ma Zaia non ha voluto introdurre l'addizionale IRPEF che avrebbe gravato sui redditi più alti, sostenendo ad esempio le case di riposo e in generale la spesa per le politiche sociali. Ora c'è uno studio ufficiale e terzo a dire che essa è deficitaria e che le cose non possono più andare avanti così. La Galleria 2.0 di Bergamo ha deciso di prolungare la mostra Impronte d'arte fino al 27 gennaio prossimo, in cui espone il nostro concittadino Sandro Varagnolo. La galleria è stata spronata dal grande successo della mostra, invitandola a richiedere l'adesione al prolungamento, che di fatto entra sul vivo delle annualità di Capitale della Cultura Italiana. Non solo, dal 13 al 15 gennaio inoltre si terrà a Bergamo Arte Fiera Baff, evento di caratura nazionale che porta in città numerosissimi appassionati e collezionisti d'arte. Questo diventa quindi il periodo ideale per esporre a Bergamo e per visitare una città davvero significativa sul campo culturale. Città pubblicizzata ora da uno spot che viene diffuso a propaganda di Bergamo Brescia, capitale italiana per la cultura 2023, ma che sta avendo più detrattori che fans. Un claim che ha cercato un linguaggio più ironico di quello usato dalle precedenti capitali, senza riuscire nell'intento, ma dando un'immagine di italianità a dir poco svilente, soprattutto considerando che tradotto in inglese girerà per l'Europa, gli States e Canada. Sono stati per primi proprio i bergamaschi a insorgere contro lo spot che non rende l'idea della cultura bergamasca e non per essere di parte, ma nulla a che fare con lo spot che era stato lanciato dal gruppo promotore di Chioggia realizzato da Nicola Nichetto. Ora tocca agli eventi inaugurali lanciati in pompa magna dal 20 al 22 gennaio a Bergamo e Brescia che si spera siano migliori dello spot e non deludano.